Le Nazioni Unite nell'ultimo report sull'ambiente del 4 giugno scorso hanno raccontato che il 2023 è stato l'anno con più caldo nella storia dell'umanità e rispetto all'era preindustriale c'è stato un aumento di 1,45 gradi centigradi e il problema serio per noi è che l'Europa aumenta il doppio della velocità, in particolare il bacino del Mediterraneo, cioè l'Italia è in pieno in questa crisi climatica che comporta tutte le devastazioni, trombe d'aria, alluvioni, grandinate micidiali e tutto quello che purtroppo riusciamo a vedere e possiamo vedere nelle nostre giornate. Si è modificata anche l'intensità e la frequenza dei fenomeni, che ora sono più violenti e con gravi ripercussioni. Trombe d'aria come ci sono ormai da anni qui non c'erano mai state. La tempesta Vaia nelle Dolomiti ne è stata una dimostrazione. Grandinate con chicchi grandi come piccole meloni non ci sono mai state, chicchi che stanno distruggendo le case. Gli eventi meteorologici estremi stanno diventando purtroppo una normalità nel nostro territorio e non c'è dubbio alcuno che questo dipenda dal cambiamento climatico in corso. Il nuovo Green Deal europeo potrebbe invertire questa tendenza? Chi investe nell'ambiente, nella sostenibilità a 360 gradi, sono le imprese che poi fanno profitti. I paesi che stanno investendo in quelle direzioni sono i paesi che stanno creando benessere. Biden sta facendo questo, ma anche la Cina sta investendo tantissimo nel Green Deal e nel Digital Green. Ma la vera sfida del futuro si giocherà sull'acqua. E la guerra dell'acqua e sull'acqua è già uno degli elementi centrali dei conflitti internazionali e anche dei conflitti all'interno della nostra nazione. Si pensi appunto ai conflitti tra il Trentino Alto Adige e il Veneto, lì vogliono tenersi l'acqua, qui invece l'industria e l'agricoltura li vuole. Serve dunque una politica oculata, una politica che comprenda che l'acqua è l'oro blu, davvero, ed è quello che non può mancarci, perché noi possiamo vivere senza l'oro giallo, cioè l'oro, appunto quello classicamente inteso, possiamo vivere senza l'oro nero, cioè il petrolio attraverso la transizione, non potremo mai vivere senza l'oro blu che è l'acqua, cioè la nostra vita.